Ciao a tutti, in che vindes de match sta da una giornata con tanti robe da riguardare. Siamo alla sera di questa giornata, ricordo proprio velocemente, secondo me, i punti principali almeno che ho vissuto io. Vabbè, come penso tanti di voi avrete visto in Piazza San Pietro tutta questa gente tramite televisione con il Papa Leone XIV che si è affacciato per il suo primo Regina Celi, che è la preghiera dedicata a Maria a mezzogiorno in tempo pasquale, perché di solito si chiama Angelus, l'angelo del Signore porta l'annuncio a Maria, ma nel tempo di Pasqua c'è questo Regina Celi che dice rallegrati Maria che Gesù è risorto, colui che è portato nel grembo. Il Papa accolto ovviamente da tanta gente, ci sono tanti commenti su questa elezione, ci torneremo, siamo comunque contenti che appunto ci sia il nuovo Papa. A livello più locale, sempre qui siamo sempre in una chiesa, ma come vedete dei strumentisti del quintetto armonico più una suonatrice di arpa che hanno eseguito musiche in un concerto molto bello all'interno della sagra del Sant'Ambrosin che si svolge annualmente in questa parrocchia appunto cassinamata, con appuntamenti di vario tipo ludici, c'è il palio, giochi eccetera, anche culinari, si mangia anche bene, però ecco questo pomeriggio di musica veramente molto molto bello, poi pubblicheremo qualcosa, concluso con una canzone dedicata alla mamma, perché appunto oggi è anche tradizionalmente la festa della mamma, seconda di maggio. Seconda di maggio che nella tradizione è anche la festa patronale di Dugnano in quanto dedicata ai Santi Nazaro e Celso, che come per altre chiese dedicate a questi santi la memoria liturgica è il 28 luglio, ma in maggio si ricorda il rinvenimento dei loro corpi da parte di Sant'Ambrogio. E ecco, questa è la chiesa, appunto, come tante altre della nostra diocesi dedicate a questi martiri, e sempre in questa chiesa dopodomani ci sarà la messa solenne, di solito c'è il rosario davanti alla Madonna di Fatima perché c'è l'anniversario dell'apparizione, e quindi con tutti questi importanti momenti e motivi di riflessione vi saluto in tutti e arrivederci, buona settimana e ciao a tutti, ci sentiamo, ciao.